Target, quinta ed ultima puntata dalla Terra delle Tre Cime con i colori dell'estate. Ci si ritroverà poi per il nuovo ciclo nella candida veste invernale, con altre atmosfere ed altri argomenti, ma sempre nello stesso magico mondo. Conosciamo ora la parte più spensierata ed anche adrenalinica di Auronzo d'estate. Nella bella stagione le acque turchesi del lago accompagnano momenti di puro relax. Poco lontano si trovano diverse opportunità per divertirsi con qualche sano brivido, dove si trova l'area definita adrenalinica, in particolare grazie al fan bob più lungo d'Europa, si dice anche più lungo del mondo, un bel record, 505 metri di dislivello e ben 3000 metri di lunghezza, per discese super emozionanti ma sempre assolutamente sicure. Il punto di partenza è posto a 1361 metri, presso la stazione a monte della seggiovia Tagliarezze-Maione. Un'altra seggiovia porta ancora più in quota, ai quasi 1600 metri del pianoro dove si trova il rifugio Monte Agudo e dove iniziano anche le piste da sci. Un'area panoramica circondata dal verde, con splendida vista su Auronzo e sulle Dolomiti orientali, Tre Cime di Lavaredo comprese. Valentino Larze, sono il vicepresidente del Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti. Oggi ci troviamo nella zona di Tagliarezze, che è la zona che noi deputiamo come la zona adrenalinica, quella dell'offerta sportiva sia durante l'estate che durante l'inverno. In questa zona ci sono gli impianti di risalita che durante l'inverno portano sulla pista fino in cima al Monte Agudo, e dalla quale si può discendere con delle piste semplici, facili per le famiglie, ma c'è anche la pista nera un pochino più complicata per chi sa sciare un attimino meglio. Durante l'estate gli stessi impianti vengono utilizzati per il fan bob, che è il fan bob più lungo d'Europa, ha una lunghezza di 3 km, può essere fatto da tutte le persone di tutte le età, i bambini piccoli fino a 8 anni vanno accompagnati dai genitori, dopodiché anche le persone più anziane possono cimentarsi in questa esperienza sicuramente particolare. Qui invece ci troviamo all'interno del Parco Avventura. Il Parco Avventura è una struttura relativamente recente, nel mezzo della quale si possono provare alcuni percorsi in sicurezza. I percorsi sono 4, vanno da un percorso più facile a un percorso decisamente più difficile, che arriva fino a 16 metri di altezza con una piattaforma panoramica a 20 metri. Tutto questo è comunque fatto sempre in sicurezza, il pubblico che si cimenta all'interno di questi percorsi rimane sempre legato e quindi non potrà mai cadere e quindi potersi divertire in libertà. C'è anche una zipline che conduce dal Parco Avventura, passa sopra il fiume Ensei e ritorna indietro, una zipline di 300 metri per le persone che hanno il cuore più forte. Torniamo ora al fan bob. Una spinta e via, verso infinite discese mozzafiato.
In campo pienamente sportivo, Auronzo da anni è conosciuta anche per essere stata preferita dalla Lazio Calcio per i propri ritiri di precampionato. Un'occasione impareggiabile di vacanza e di svago per i tifosi della stessa Lazio e un motivo di interesse in più per chiunque altro. Ma anche un'altra storica società calcistica come la SPAL ha scelto Auronzo per il proprio ritiro di precampionato. Auronzo di Cadore, d'estate come d'inverno, è una località turistica piena d'attrattiva, risorse e motivi di interesse. Molti legati sempre alle tradizioni del territorio, come ad esempio il simposio di scultura in legno che vede cimentarsi diversi artisti lungo le strade del centro. Ricordiamo inoltre Intranerba in Fior, incontri con i sapori della nostra terra, che coinvolge diverse attività di ristorazione, tra le quali il ristorante dell'Albergo Giannina nel centro di Laggio, comune di Vigo di Cadore. Siamo all'Albergo Giannina di Laggio di Cadore. Partecipiamo alla manifestazione itinerante Intranerba in Fior organizzata dal Consorzio Turistico di Auronzo, del quale facciamo parte, e fanno parte anche i comuni di Vigo, Lozzo e Lorenzago. Nell'ambito della manifestazione vi proponiamo 2 piatti tipici locali. Stiamo preparando degli gnocchi di pane alle erbette serviti su una crema di zucca con burro fuso e ricotta di pecora affumicata. Prepariamo gli gnocchi alle erbette. Gli gnocchi alle erbette sono fatti con del pane raffermo, erbette di prato, viene emulsionato il pane con del latte, con delle uova, sale e del condimento che può essere pepe o comunque a gradimento un po' di cannella, servito su una base di zucca che viene prima cotta, viene lavorata a mo' di crema con della panna e un po' di sale, naturalmente condita con un filo leggero d'olio. Della ricotta viene servita con una spolverata di ricotta affumicata di pecora e con del burro fuso. Bisogna ricordare naturalmente che quando si preparano i gnocchi devono rimanere almeno a riposare in modo che tutto l'amalgama rimanga bello compatto. Naturalmente, come dicevamo, vengono messi nell'acqua bollente in attesa poi che salgano a galla e vengono poi messi sul piatto di portata. Prepariamo la nostra base di zucca. Disponiamo i nostri gnocchi al centro del piatto. Lo spargiamo di ricotta affumicata e con del burro fuso. Ecco, il nostro piatto può essere servito. Un altro piatto che presentiamo è il piatto di tortelli ai mirtilli, fatto con una pasta fatta in casa con l'aggiunta di mirtilli. Il ripieno viene fatto con del formaggio di malga, con l'erba cipollina, poi naturalmente cotti in acqua salata, scolati, serviti con una salsa a base di mirtilli e con del burro fuso. Vengono scaldati i mirtilli. Naturalmente a Giannina vengono proposti anche altri piatti, tutti legati al territorio. Possiamo parlare di canederli, di orzotti, abbiamo delle vareni con cipolla, tutti comunque piatti un po' particolari, rivisitati. Abbiamo naturalmente di secondi piatti a base di selvaggina e dolci fatti in casa, tutto all'insegna della buona cucina e della buona tavola.
sapori e tradizioni per sapere un po' di più della vita locale d'un tempo, come al Museo della Latteria di Lozzo di Cadore, poco distante. Il Museo della Latteria di Lozzo è un altro punto di interesse da vedere quando si viene nel paese. È stata recuperata l'antica latteria e su questa base è possibile vedere tutta la lavorazione del latte e del formaggio che veniva fatta un tempo, quando l'economia locale era basata in gran parte anche su questo tipo di lavorazione. Consideriamo che a Lozzo ogni famiglia aveva una o più mucche e che tutti quelli che avevano le mucche poi portavano a conferire il latte in questa latteria. Nella parte iniziale si vedono ancora le vasche dove veniva messo il latte a raffreddare e poi abbiamo recuperato tutto il ciclo della lavorazione, che serve anche da un punto di vista didattico per i ragazzi che vengono a vedere come si produce tuttora il formaggio. Termina così questo primo ciclo estivo dedicato alla scoperta di Auronzo di Cadore, terra delle tre cime. Appuntamento alle soglie del prossimo inverno, sempre da qui. Prendete nota e buona estate a tutti!